Niente saluti, niente presentazioni, niente di niente. Andiamo subito al sodo. Intanto recensiamo subito l'episodio del Belfriuli dove appunto, intanto vabbè se vi ricordate, Ludmillo è stato incarcerato ingiustamente dalla polizia corrotta, dall'Inner Circle, da Jericho, e grazie appunto a Pino Esposito che è un corrotto, del Napoletana, Pino Esposito, che praticamente ha messo dentro, grazie alla benedizione di Jericho, il buon e fedele lavoratore Ludmillo, e purtroppo Ludmillo è dentro. Paolo, anzi, Happy Farming Day ha cercato e cercato e cercato e cercato a qualche avvocato, ma ha fallito, essendo che prima stava parlando con Andrea Di Pre, un Andrea Di Pre, l'avvofatto Andrea Di Pre, l'avvocato che purtroppo non ci ha saputo, non ha saputo aiutare Paolo e non ha saputo aiutare Ludmillo in modo degno, e allora nell'episodio, oggi andremo a recensire, intanto la batteria si sta scaricando, oggi andremo a recensire due episodi. Cominciamo da questo primo episodio di cui andremo a recensire, cioè con il grandissimo avvocato, scusate, Don Kelesi, perché mi stavo confondendo con il buon Andrea Di Pre. L'avvocato Don Callo. Prima si stava pensando di chiamare il buon avvocato Paolo Sciauomo, avvocato di Romano Regna, di Broccolo Lesnaro, avvocato anche di CM Panchina, di Raibacco, di Corto Azzelo e un Paolo Sciauomo che comunque ha fatto la storia di clienti più ricchi, più famosi, eccetera, eccetera, degli Stati Uniti. Un Don Callo che però, siccome Paolo Sciauomo costava un pochino troppo, Don Callo costava pure però un pochino meno, allora da Winnipeg, Canada, Don Callo si è presentato. Intanto abbiamo avuto un Happy Farming che lo ha chiamato Don Callo con un accento molto ovviamente inglese, perché lui essendo canadese, barra americano, nel senso lui sta molte volte a Winnipeg per assistere il suo cliente Kenny Alpha Omega, Kenny by God Alpha Omega, e anche i suoi due clienti, i giovani Bacchi o ad esempio i bravi fratelli Michele Nakazawa, nel senso lui assiste molta gente, quindi va avanti e indietro per Nashville, per Winnipeg e per ovviamente Jacksonville in Florida dove lavora parecchio lì. Comunque arriva sta chiamata, lui risponde, però vuole tanti soldi, nel senso chiede parecchia grana, chiede intanto 30.000 euro. Paolo, anzi Happy Farming Day purtroppo era un po' scettico su questa cosa perché comunque, cazzo, 30.000 euro lui li vorrebbe più che altro usare per la sua farm, per continuare a espandersi, per i lavori, eccetera, eccetera, però li ha dovuti dare a Don Callo e li darà nel prossimo episodio. Tra l'altro ha provato anche a chiamare Raul Colon, Colon Raul. Poi in più Happy Farming è pure, diciamo, un po' anche distratto dalla storia d'amore che ha con Zigmunta, che praticamente sarebbe un'antenata di Zigbobolo, quindi ha molti problemi, cioè lo scagionare Ludmillo, lo sposarsi con Zigmunta, e ci sono molte cose da fare. Allora questo ci sposta nel prossimo episodio. Prossimo episodio laddove Don Callo arriva in Friuli. Arriva in Friuli e praticamente dà un consiglio d'oro al buon Happy Farming e gli chiede e gli dice: tu potresti provare a candidarti come sindaco perché ci sono le elezioni e se tu diventi sindaco ti puoi liberare dell'inner circle, ti puoi liberare di Pino Esposito che è un po' di sottocorrotto e anche di Salvatore eh, della Zente di Salvatore. Quindi Paolo, anzi Happy Farming, così facendo potrebbe scagionare Ludmillo quando vuole, potrebbe avere il mondo in mano, anzi il Friuli in mano, potrebbe veramente avere il massimo potere in Friuli e quindi è un'opportunità d'oro, un'opportunità da Dio quella di Happy Farming Day. Un Happy Farming Day che
che ha detto a Don Callo, ma come tu vieni qui, mi dai questo consiglio e ti prendi pure 30.000 euro, però poi ha riflettuto e ha detto, sì, posso farcela, posso diventare sindaco. Allora lanciamo un appello, hashtag Happy Farming Day Mayor, perché per un Friuli più sicuro, per un Friuli migliore, per un Friuli dove c'è giustizia, dobbiamo votare per un sindaco rispettoso come Happy Farming Day. Tanto ho un'interruzione. Chi è quest'uomo qui? Chi è quest'uomo qui? Salve, salve a tutti fratelli e sorelle. Sono il reverendo Paolo. Sono qui per candidarmi come nuovo sindaco del Friuli. Io posso far diventare il Friuli più religioso. Potete diventare i miei pastori, le mie pecorelle. Anzi, io sarò il pastore e voi sarete le pecorelle. Io, dall'alto dei cieli, posso fare dei miracoli. Nella sedia, nella poltrona da sindaco, io posso fare dei miracoli. E allora, tutti quanti, votate per me. Votate per l'uomo che vi salverà tutti, per il Messia del vostro pianeta, della vostra terra. Io sono il reverendo Paolo. Smettiamola con queste stronzate, io sono Ken Brady e sono un vero friulano. E io renderò le armi legali qui in Friuli, proprio come nel miglior paese del mondo, gli United States of America. Io metterò la sanità, l'assicurazione sanitaria in Friuli, come in un vero paese come gli United States of America. Io renderò il Friuli il nuovo Texas, perché make Friuli great again. Io sono Ken Brady. Ma che cos'è questa blasfemia? Solo io posso essere sindaco della migliore terra del mondo, il Friuli. Tu non sei nessuno, Ken Brady. E siccome dici di essere un vero friulano, i veri friulani pregano e vanno ogni domenica in chiesa, perché io ne vedo molti, soprattutto le vecchie, che me le faccio pure. Quindi, Ken Brady abbia, se le va e se è veramente un vero friulano, la capacità di dire il Padre Nostro. Ken Brady, è vero che lei non frequenta la nostra chiesa da oltre 9 mesi? Prima di tutto, il mio rapporto con Dio di certo non si misura quantificando la mia frequenza. Bene, in quanto cristiano immagino sarà facile per lei recitare il Padre Nostro. E a questo dunque che siamo arrivati? Ai metodi da Gestapo? Io lo vorrei sentire, voi non lo volete sentire, su, forza! Bene, ne sono felice. E se le TV e le radio interrompono le registrazioni e tutti chiudono gli occhi, cominciamo con il Padre Nostro. Padre Nostro, Padre, che sei nei cieli, sia quantificato il tuo nome. Scenda il tuo regno. Venga il tuo regno. Il regno magico. Sia fatta la tua volontà, come in elicottero così in terra. Dacci oggi il nostro, dacci il panino quotidiano e faccelo digerire. Ma liberaci dal... No, passaci. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi poi rimettiamo quando ci ubriachiamo la sera e quanto cavolo mi piace la scotch, è un altro. Questa l'ho aggiunta io, lo so. Non rialzate la testa, prego, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, perché siamo molto stanchi di questi balli retro, ma liberaci dal male con la tua spada magica e il balcone. Nei secoli dei secoli, amen. Ok, dopo tutte queste interruzioni direi che è meglio rilanciare l'hashtag in caso che non votiate questi due casi umani, quindi hashtag, e ripeto, ascoltatemi bene, hashtag Happy Farming Day Mayor, io voto per Happy Farming Day. Questa non è una recensione ma una fottutissima campagna elettorale.
Forza Happy Farming Day, cazzo!